Manca un anno al mezzo secolo di mostre dell'asparago, ma qui a Cima d'Olmo non manca la volontà di sostenere e diffondere questa coltura tipica del Piave. Con questo concetto Graziano Dall'Acqua ha spiegato il senso di un'esposizione che anno dopo anno si rinnova nel cuore del paese, tra chiesa e municipio, come segno di rispetto e ammirazione per gli agricoltori che hanno creduto e credono in questa economia, come Luciano Narder, una vita per l'asparago. Lei quanti anni ha? 82, Da quanti anni produce asparagi? sui 35-40. Non è una cosa semplice, sembra che sia semplice. Insomma, in tutti questi anni l'unica cosa che non è cambiata è la fatica. Quella no. Comunque io ci ho tenuto molto a questa cultura e Ma le ha dato soddisfazione? sì. Una delle tante voci premiate dalla Proloco in un'esposizione dove non c'è concorrenza ma coesione e abbinamento con le altre eccellenze provinciali e regionali, partendo dagli altri consorzi dell'asparago di Bassano e Badoere. Penso che questa sia per qualsiasi persona una soddisfazione importante, perché mettere insieme tre prodotti così distanti geograficamente ma così vicini come prodotto sia una cosa bellissima e comunque non solo bella ma anche importante per trasmettere all'enoturista è tutto che siamo una squadra, non siamo campanellisti, ma facciamo il tutto per unire i prodotti e quei prodotti valorizzare il territorio. Come il miglior olio d'Italia di Colfosco o i formaggi tipici del Bellunese, immancabile il Prosecco, simbolo della viticoltura trevigiana e veneta, ma quello che è emerso ancora una volta è la mancanza di prodotto, 30% in meno rispetto al 2023, a fronte di una richiesta sempre crescente e da qui l'urgenza di avvicinare i giovani a questa coltivazione. Portare i ragazzi delle scuole, sia dell'agraria sia dell'alberghiera, portarli a vedere, a far conoscere questo prodotto. Poi loro, anche nella trasformazione, i ragazzi dell'alberghiera possono metterci tutto l'amore e tutte le cose migliori che possono trarre da questo prodotto. Ecco dunque l'assaggio innovativo dello spiedo d'asparagi, voluto soprattutto per i giovani presenti, proprio perché, ha concluso il presidente della Proloco Graziano Dall'Acqua, il futuro dell'asparago è quanto mai giovane. Cosa direbbe un giovane che dice quasi quasi mi metto anch'io a coltivare asparagi? Che devono proseguire e piantare asparagi, perché la cultura dell'asparago qui a Cima d'Olmo è un terreno fertilissimo, adatto per gli asparagi.